È mister Luca Giaroni Buonasera. che commenterà per noi la partita e lascio a te la parola perché indubbiamente ho detto anche nella parte finale bisogna fare i complimenti, un applauso perché il Seregno ha fatto una partita impeccabile questa sera, veramente. Allora sì, guarda, sono molto contento, al di là del risultato che poi ovviamente, come ti ho sempre detto, purtroppo è l'unica cosa che conta tante volte, però sono veramente contento della prestazione che ha fatto la mia squadra stasera. Gli avevo detto ieri, quando abbiamo fatto l'allenamento di rifinitura, che per cercare di portare a casa punti da questa pista qua dovevamo fare una partita perfetta, soprattutto dal punto di vista difensivo, ed è quello che è successo stasera. Il Tiene una grandissima squadra, sicuramente lo vedremo nelle prime posizioni fino alla fine del campionato, e noi per vincere stasera abbiamo dovuto veramente fare la partita perfetta. Sono veramente contento di tutti i ragazzi, hanno fatto una partita sopra le righe e quindi cosa posso dire? Posso solo dire che sono veramente contento No, stasera. ma infatti, allora intanto spettacolo anche per coloro che erano ad assistere alle televisioni da casa, perché è una partita fin dai primi minuti proprio giocata con impegno, con impeto, con passione da parte di entrambe le formazioni. E il Seregno è stato più lucido, un attimino più lucido, anche nel momento critico quando abbiamo visto che il fiato cominciava a mancare, hai fatto girare la panchina, però non hanno mai perso la testa, dai, c'è poco da fare. No, no, Perfetta, perfetta. sono stati bravi da questo punto di vista. Ci sono stati dei momenti in cui effettivamente siamo andati un po' in difficoltà, probabilmente ci siamo fatti schiacciare troppo, infatti ho dovuto chiamare un paio di time out per registrare un attimino la fase difensiva, però devo dire che i ragazzi sono stati, come hai detto te, sono stati comunque lucidi nonostante la fatica, nonostante comunque siamo arrivati alla fine stremati, perché Tiene una squadra che ti mette alle corde per 50 minuti, non hai un attimo di respiro. E in effetti stasera sono riusciti nonostante tutto a farmi passare gli ultimi 30 secondi in apnea, con quel gol che abbiamo preso, però vabbè, guarda, veramente è stata una partita bellissima stasera, ma da tutte e due le parti. Sì, sì, Io sì, penso sì. che sia proprio un bello spot per l'hockey una partita del Esattamente, genere. Due esattamente. squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza Sì, troppi sì, sì. tatticismi, giocando a hockey, giocando a hockey. Esatto. Poi vabbè, alla fine chi vince e chi perde, ovviamente c'è sempre una che vince e una che perde, però stasera fortunatamente è toccato a noi vincere, però veramente è stata una gran bella partita. Esatto. E comunque io vi auguro un buon rientro e in bocca al lupo per il resto del Grazie campionato. mille e in bocca al lupo anche a voi. E Buona buonasera. serata.